Io credo che sia ad ascoltare la comunità scientifica, che è quella che in qualche modo ha guidato le scelte degli ultimi mesi e credo debba guidare anche le scelte dei prossimi mesi. E votare a luglio con l'inevitabile campagna elettorale nel mese di giugno, quindi già tra pochi giorni, rappresenterebbe un pericolo per le persone. Le teniamo in casa da scuola, ma le mandiamo in giro per raccogliere le firme per le liste piuttosto che per far conoscere il proprio programma. Io credo che sia un'accelerazione che non ha motivo. Creerebbe più problemi di quelli che andrebbe a risolvere. Mm. Pensiamo ad esempio alla necessità di raccogliere le firme per quelle liste che si presentassero che avessero questa necessità. Per non parlare poi di una campagna elettorale che verrebbe non solo compattata da un punto di vista del tempo necessario Disponibile, sì, certo. per poter presentare, diciamo, la propria idea di un Veneto alternativo. Ma anche sostanzialmente in un periodo in cui l'unico che ne uscirebbe vincitore sarebbe l'astensione dal voto, quando invece il principale ingrediente di ogni democrazia è la partecipazione.